Benvenutis e benvenuos in quest video ovvio darin un problema con soluzione relativ a teorie de integrazione. Chiape in considerazione la funzione f di x compagne a sen di x per x dentro dall'intervallo siarat 0 pi grec dividut 2. Sabint che la rete y compagne a k è interseche il grafic in tal punto P, di modo che le superfici S1 e S2 e vedin aree compagne, chiateris coordinadis di P. La situazione descritta dal test dal problema è rappresentata te figure che, ovvio din, chi. Il punto fondamentale è che l'area di superficie S1 e ad essi compagni alle aree di superficie S2. La superficie S1, che è questa, è delimitata da rete R, che è una rete parametrica, e da nostra funzione y compagne al sen di x. Dunque, la prima roba di fa è riconosci che S1 è l'integrale di differenze tra la rete e la funzione considerata. Dunque, è l'integrale di k mancul f di x in dx tra 0 e quest valor, clamen quest valor a, che anche mo non conosciamo. Le aree S2 investit e sarà l'integrale di a pi grec dividut 2, che è quest valor qui, di f di x mancul k in dx, perché chi in queste zone, le zone tra a e pi grec dividut 2, la funzione che sta per sore è la funzione verde, e dunque per determinare queste aree ovven di sottrai a funzione f di x la rete y compagne di k. Questi due integrai e andi essi compagnes. Provin a vi dice che vuol dire? Beh, questo vuol dire che l'integrale di 0 a di queste quantità alla di essi compagne all'integrale di a pi grec dividut 2 di queste quantità. Oppure, se volim, queste relazioni si può anche scrivere in queste maniere. E sempre le proprietà dai integrai quest alle compagne a queste uguaglianze. Come alle abbiamo clar che per la indenant ovven di risolvi quest integral indefinito. Dunque c'è la primitiva di questa funzione, questa è un lavoro facile, perché questo integrale si può calcolare in queste maniere. K è un numero, dunque chi ovven che la primitiva di questo integrale e sarà k per x, chi investit ovven che la primitiva e sarà mancul cos x. Dunque la primitiva che osten cirint e questa. A questo punto
la nostra relazione di partenze ed evente, o podem sostituire, che io varem k par a plus cosen di a mancul k par 0 mancul il cosen di 0, radici compagn a k par a plus il cosen di a mancul k per π dividuto 2 mancul il cosen di π dividuto 2. E qui possiamo vedere che in realtà, anche se non conosciamo il valore di a, tutti i termini che contengono a vengono eliminati. Questi termini naturalmente fa 0, vengono divisati che il cosen di 0 al fa 1, e invece che il cosen di π dividuto 2 al fa 0. E dunque, a che spunta è facile chiamare il valore di k che è compagno a 2 dividuto π. Dal momento che ho indicato le coordinate di P, ho possiamo dunque osservare che le coordinate dal punto P sono A e K, e noi vogliamo chiamare sia di A che K. Ma K lo viene già chiamato e al vale 2 dividuto π, dunque le coordinate dal punto P saranno A 2 dividuto π. Di che altre bande? Dal momento che il punto P appartiene al grafico di funzione f di x, noi sappiamo che la coordinata y dal punto P è le compagne AF delle coordinate x dal punto P, perché f di x è la funzione sen di x. E dunque questo vuol dire che y di p, che sarà k, e che dunque va 2 dividuto π, alle compagne a f di x di p, che sarà f di a, che sarà il sen di a. Dunque possiamo osservare che il sen di a alle compagne a 2 dividuto π. Noi vogliamo determinare il valore di a e è facile osservare che a alla 10 compagne ha funzione inversa della funzione sen, calcolate dal punto 2 dividuto π. Dunque vedremo che a alle compagne a arc sen di 2 dividuto π, e notiamo che questo si può fare perché il dominio della funzione arc sen è mancul 1 e invece il codomini è mancul π dividuto 2 π dividuto 2. O possiamo notare che il valore 2 dividuto π è dentro dall'intervallo di definizione della funzione arc sen. E dunque le coordinate dal punto P saranno arc sen di 2 dividuto π e 2 dividuto π. E questo al siare la
risoluzione dal nostri esercizi. Bene, per questo video è tutto, grazie per questa attenzione e mandi.